Mario Giordano, qual è la lezione che possiamo trarre dalla parabola discendente delle grandi famiglie italiane? Diciamo, Francesco! La lezione che si può apprendere è che la ricchezza è una cosa bella quando serve a far crescere il paese, a far crescere la comunità e la collettività. Purtroppo le elite economiche di questo paese sono diventate invece un esempio di avidità, di una ricchezza che non è più come la ricchezza della grande parte dell'imprenditoria. Parlo qui in una terra che di imprenditoria, di ricchezza, di bellezza ha fatto una forza, ma una ricchezza condivisa che fa crescere il territorio. Quando diventa avidità diventa un triste spettacolo, come il triste spettacolo che stanno dando queste grandi famiglie, gli Agnelli, Benetton, che si stanno sfaldando, lottando sui denari, strappandosi i denari, sfasciando la cosa più importante che c'è, cioè la famiglia, in nome di un'avidità e sulle macerie del paese, mentre le fabbriche chiudono, mentre i negozi Benetton chiudono, mentre il paese è in difficoltà. Sul viale del tramonto, le famiglie sul caviale del tramonto. La lezione che possiamo trarre è che non bastano i soldi per fare la ricchezza. C'è gente che sa tanti soldi, ma sono dei poveracci. Grazie. Grazie.